Vincenzo Cannova, ancora potevo salutare Vincenzo Cannova, Luca De Sopus e Tonio Stara. Grazie a voi. Grazie per questa entrata, questa processione. Salute e buonasera a tutti. Saluti Ignazio. Saluto Ottavio, come da Pregeo, si accattavo a festai sa repentina, sa musica sacra. Sì, ma in un luogo di Aderuso che nasce di sa musica, questo canto, e dunque sa questo luogo dei sedori, questo teatro che ha amministrazioni comunali, si ha posto a disposizione, si ha donato, si ha aiutato a organizzare questo attovio di oggi. Un attovio di importo umano, poi non si sa questionare di questa repentina, di questo mondo di avere umano e di questa ricchezza manna che ha in Sardegna e questa zona di Sardegna, per presto. Ma io a torrai grazie a Depunai, a una persona che ha fatto un meda possa repentina, posso canto, per tutto questo mondo dei cantatori, dei giovani su de oi, e dunque potevo già salutare in moi, poi tutto se os arrivavo su, poi torrai grazie a Remo Ru. Saluti Remo. Per tutti così che ha fatto lui. E questa serata, no, da dobbiamo organizzare, continuare di avere davanti a tutti che Remo Orrudi adesso ha fatto meno con questo canto, con questo mondo e tutto canto. Ma nareuso che se un Remo, poi da tu diano dei due, si diano di vissignoria, poi da Deo do tratto del maestro e poi da noi suoi di adesso io comprendi il canto, come il maestro, come il cantatori, se un Remo adonava a suo canto e a sua poesia. E oggi punti tutti i allievi, c'è Vincenzo, suo collega Mannu, Effica Deo, e io devo tornare in paradiso pure. La cosa bella, te lo intendi poi dopo, E dunque, tu da già in auto, grazie a questa amministrazione comunale, dato che si ha donato un contributo e si ha donato su patrocinio per questo evento di oggi, per questa festa di oggi. Ma torrau grazie a Vincenzo, a Saprolocco e a suo gruppo folcloristico e polifonico dei Sedori, da oggi hanno di Disizacai in mouse, voi tagà. Poi a Vesta, ogni Vesta come te gusta, c'è sempre gente che traballa e non si mostra in su palco, ma che va su dove su dise innanzi di questa festa. Beh, sembra gente che si ha donato una mano di aiuto per organizzare questo attovio di oggi. Noi abbiamo cominciato a pensare di organizzare una serata proprio del suo mondo, questa repentina, già è mera nei sabellitari, poi tutto un scanto cosa, che appunto su seria, se questo tempo, su malo, de pandemie e tutto canto, e sono arrivato su Vincenzo Saoi, una di bella, de punai, bella pascosa, infatti se punti tutto su fantalenti, però ci siamo arrennesciuti, dunque se tornato grazie a Saprolocco, mi pare Barracello, tutta questa gente che trabalha con noi, dopo tornai grazie a Silvano Serrenti che ha posto i sfrori 78 noi in teatro, dunque ci punti tutti gli ingredienti, poi fare una bella serata, una bella festa, poi ci punti i cantatori e ci punti i suonatori de fisarmonica, della UNED, dunque adesso una festa manna ed è in porto, devo penso, a noi. Sì, devo incominciare, se rendi assessora Antonella Villoni, che è attento a vai meda de bruso con Issa per organizzare questa cosa, e dunque sa diminesciti a portare il saluto e pensa a di tornare grazie. Con questa assessora si pone gusta avanti, venga. Buonasera intanto e grazie a di tutto tanto. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Porto i saluti dell'amministrazione. Io non ho molta dimestichezza col sardo, mi dispiace molto. È multilingue questa. Complimenti davvero perché questo significa tutelare il nostro patrimonio, la nostra lingua creativa, espressiva, la nostra identità di sardi. Davvero grazie per questa bellissima iniziativa. Grazie a tutti, grazie signor Remorru. Che vedo spesso a passeggio e lo importuno sempre, dov'è la moglie? Non me ne voglia male. Buona serata a tutti, grazie. Dunque è tutta questa comunità di desedori che oggi è presente idealmente con questa
festa sul Remo e poi su canto a Sarrepentina. E infatti noi potevo comenzare con uno canto cantatori e fate un canto muttetto su dunque lui muttetto de saluto non è che oggi non fatevo su a gara a Sarrepentina, ma tutti i spattisi dessa gara a Sarrepentina da seus atteni. Innanzi di incominciare io voglio salutare a tutti quelli che vanno benius de altra vita, vinzasa da lontano oristanese, ma risulta da e de brusateso pure. E di zizza causa in mouse poi si fa meda piacere. E poi adesso verità in noi in Marmida, in Tresenta, menso ristanese tutto, si canta da Repentina a Currentina e tutto canto, dunque c'è questa bella tradizione in Unipuro, dunque è giusto che ci siano i rappresentanti di questa zona della Sardegna, accidenti questo grande patrimonio. E dunque si è cominciato con un scatto mutetto di saluto e un audio. Ho cominciato a servire su suonatori, poi abbiamo ascoltato Alessandro Scano con la fisarmonica che accompagnai i due cantatori. I cantatori che hanno scioperato di cantare il mutetto su de saluto, funtisi Michele Viga de Trammazza e poi uno che vive in Sallacca a Costau, esti Mauro Bandino de Serrenti. Lo scombitato a Vensuva. Sto camminando un po' in su e sicuramente il naso tu andavo a salutare chi ne è venuto di atteso e tutto canto, ma è in teatro. Ma voglio salutare invece si chi sarà a Sighiri in domo, bello tranquillo a Sufrisco e in su canale 79 della Radio Televisione Sarda, questo canale nuovo che trasmette scetti cose belle e tutto cose in sardo. Dunque se usa torrai a viri in questo canale sa gira che bene. Dunque in moi fatevo su dai nati il microfono ai due cantatori Michele e Mauro e noi cominciamo a usare questa bella festa. Chi gusta essa giusta strada de umili cantatori, se chi va su de uru, se chi va su de uru e da tuga questa zona poeta maneu con tu poeta maneu con tu e siguendi esandamento e siguendi esandamento e tu vadeu cu onori e tu vadeu cu onori finza sa toccai sa meta con gentili cortesia, ma sempre vo abbondai. Chi gusta essa giusta strada a tutti i aspettatori, auguro a buona serata de umili cantatori, auguro a buona serata a
spettatori, se chi va su Deuru, ai spettatori sinto tu, buona serata auguro, e da tua in questa zona a tutti i spettatori auguro a serata buona, poeta Manneo con tu, auguro a buona serata ai spettatori sinto tu. Ma siguen disandamento e tu fate o onori finza sa tocca e sa metta con gentili cortesia, ma sempre vo abbondai. Chi gusta esa giusta strada a tutti i spettatori auguro a buona serata e questo è su tu chi libre sento sedori e cacchi dei poeta maestro de poesia chi mio lo saludai, chi mio lo saludai. Grazie. Usa lo
ali saludo, asi botais eu banio, uma colba que veludo, banio eu asi botai, o gordi ali saludo. E tutto sul logo è tristo, non di luci prude oro, non da producis in forro, ma se ti frague a bruciao, tra guerra e pandemia. Sul mondo è posto appenai, orremmo grandu maisto, oi di saluto con coro, e o grazie a mano di dorro, che in arto sempre portao, sarti desarrepentia, sarti desarrepentia. Bello mutetto, mi punti braccio su meda e torrao grazie a Duncas, a Michele Viga de Trammazza e a Mauro Bandino de Serrenti. E Alessandro Scano pure che con suo sono ci ha accompagnato. Grazie Alessandro, grazie a tuoi pure. Dunque potete esserci in sala, in teatro e noi continuiamo su, poi da tenere su. Ma Leo ti ovvia fare una pregunta, non è che noi su noi c'è tipo fare rimas può onorare il suo poeta e ci narra su dito. Mi ha da fare pregio, dato che tu sei su decano presentatori de su Rubeccio volisnai. De me, dai, de me. No, mi ha da fare pregio, tu che attento a vai, qui sprazza e più che tutto con sa televisione. Contasi un pochetto delle esperienze, delle avventure del Remo Ru in televisione. Beh, andai a vedere, noi siamo attenti sempre questo dispregio in mano, andai a verità. Poi non potremmo portare troppa poesia di improvvisazione in televisione, quella da usciesi. In televisione, da televisioni commerciali, come videolina, quando ballammo in videolina, ogni 12 minuti, su quarte ore in televisione dura 12 minuti, e ci viene la pubblicità. E dunque, scantatori locutoresi, su canto de sei, non sia possibile, sarebbe tutto, via un danno, ogni 12 minuti si dobbiamo firmare. Dunque, se ti ho fatto, intanto con Remo, si ho sempre rennesciuto, si pone di accordi con i tempi, no? Ma con isso, che anche una volta faremo una cosa, quando dobbiamo bene il Remo Ru, devo faremo organizzare sa pubblicità dei degi, dunque dalle in ora 45, 10 mancano un quarto, da faremo spostare poco fino a 10 12, 10 10, dunque recuperiamo questi 10 minuti e in questo tempo potremo convidare Remo a fare questa cantata. A noi stabilità con Remo con noi a cantare mera in studio televisivo, però c'è una cosa che deponai di isso. Questa come personaggio, non scegli come poeta, poeta vi apprezziamo meda, ma come personaggio è tutto, questa dobbiamo sempre di bello, elegante, con questo cappello, questa cosa bella che è una data. E devo poi, abbiamo sempre pregiato, poi da ogni volta a ringraziare Ottavio Nieto che ti ha presentato sempre, dunque la devo questa cosa, me la sei aguantata sempre in suo cuore, a noi verità. Ma isso è tutto, quando veniva in trasmissione, quando io cominciavo già in su 94 a fare questa trasmissione di Sardegna Canta in Prazza e tutto, non ci via da una prazza in questa zona di Marmidda, in 300 e tutto canto, questa zona Campidano,
che hanno si domandanta de vai venni e remorru, sempre, sempre, sempre. Però devo dire, ma non fai, non potevo su d'ogni gita convidare a remo. E dunque cerchiamo su de convidare quando vi è possibile, e poi stavo ponni in tutta questa spuntata, ogni adanti bene adesso. E esso è sempre stato di Aderio, un personaggio appunto, non scettico, in porto, cadenia, in sa poesia e tutto canto, ma poi come uomini e tutto, come persone, è sempre gentili, cordiali, con tutto, su un noso, su un esatto spirito. Dunque, di Aderio è stato un personaggio di importo umano, ma manno meda, po' questo mondo di questa cantata, poi io sto a fatto un meda, a rendi un meda popolare, questo mondo, questa tipologia di cantata. Infatti, isso ha fatto registrazioni pure, sa che è uscita tutto, che ha funzionato, che ha domandante, quando veniva da cantare. Dunque, attento un ruolo di Aderio su dei importo umano. Poi, isso, questo mondo del suo canta sarrepentina, ma dopo non sapere questa televisione è tutto, conosco, è stato di Aderio su dei importo. Dunque, grazie a tu, il Rempo, per questo che ha fatto. Grazie di Aderio. Grazie di Aderio. Ottavio, io vi avvai una decina di preguntas, invece sei stato più bravo a questionare bene, dunque non ti indivazzate. Andava in aici. Enzando su torrausa in comenzare con suo canto. Aspetta che devo castigare questa scaletta, poi Taddeo, come tornavo due, decano, anziano, meda. Sì, e mo noi sono una repentina a tema libero, dunque potevo convidare. Ora andavo Alessandro, bene, devo tornare a piegare su sono. Questo mi pare che, se non mi sbaglio, è Mimmo questa fisarmonica, non usciva, ma tipo di sezzi in noi. Chi è che convidavo? Io convidavo a Giampaolo Nugisi de Tramazza. Prego, Giampaolo, accomodati. Da Sazzerriausu a Repentinas a tema libero, vota ogni poeta sciopera da itta cantai. E dunque su tema è libero, non è stu tema assegnato de nosus. E dunque non si ne resta ancora itta canta, se vota da ascoltare su cantendi. Giampaolo Nugisi de Tramazza e Alessandro Scao. Cittadina distinta è bella tra i bella sesi incoronata su frori bello ed è su campidano che si vozzi Deus e vera issa dinta fa di una della con ghirlanda dorata ma non se uge giotto a pinzelli sa mano ma con milli verso e chi pozzo un dispicco casa poesia de sullo che sta ricco e murgia ramundi cui a pillundi ogo cavosa poesia arricchesti sullo sanna veranti ogo su merito da testi cavosa poesia arricco sullo esti indossa da sa vesti a pirasi in companzia sullo che sta ricco e posa poesia s'avvena furno dia e matuca s'avvavella mi sianta de sentinella
In questa occasione bella ma vostra rima robusta. In bella occasione gusta vostra nostra tradizione. In questa bella occasione cada buone usia mostra. Possa tradizione nostra chiaosa truso fereus. E tutto in noi canteus de repentina ischemu. Possa dorido i gontas a cittadina distinta. Possa dorido i gontas a cittadina distinta. E bella trai, bella zazes incoronata. Su flori bello de su campidão. Che si vozio Deus severa e sadinta. Fa di una della con ghirlanda dorata. Ma non se uge giotto a pinzello sa mano. Magan con mille verso chi vozzo un dispico. Cavo sa poesia sullo che sta ricco. E murgiarremo un dico ia pilun di ogo. Capo sa poesia arricche sul logo. Sanna veranti ogo e su merito da testi. Cavo sa poesia sul logarrico esti. Cando sa da sa vesti con pirasi con panzia. Caso lo che sta ricco e posa poesia. Savena funno dia e ma tu casa va vella. Mi sianta de sentinella. In questa occasione bella ma vostra rima robusta. In bella occasione gusta possa nostra tradizione. In questa bella occasione ma osa truda fereus. Che osa truda fereus ugantendi a repentina ma de repentina ischemu. Onori rendo a remu e altro non di pretendo. Onori a remu di rendo podo tu su chi ha fatto. Cagos del logo esatto pari olimpica sedi. E cusadori gara sa mia improvvisata. E è fatta in rima apposta voglio onorai. Da tenta mantioso su me se poca passata. Chissà repentina anti de più divulgai. Poi due fu di Saragat con Sabina Vamada. Sonetus e sestinas fu bon andi se stai. Ia malo ciburu cain cusati s'arriscada. E a chi non gongia fama non tramonta mai. In modo cada nosu incustera incarrerada. Fa Deus su gibo Deus
su canto ponorai Deu de dramazza betti un dapo s'ambasciata e a tutto su decoro a izio lo salutai. Grazie. Giampaolo, grazie a Tuivuru, grazie a Giampaolo Nuci e grazie ad Alessandro Scano. Nasce una cosa che volevo dire, voi siete una persona che tu conosci bene, perché si studiava con isso. E siccome Tuivuru difendi voi circa e traballo su studenti, tutto questo fenomeno di questa repentina e tutto quanto, ma il suo primo professore che ha cominciato a traballare, a fare ricerche e tutto, pubblicazioni in su canto a Sarrepentina, è stato proprio un professore che ha tenuto su noi. Ed io posso dire che io tengo preso un anno a combinare in questo palco, poi con isso facevo su me da traballo, ho questo onore di traballare con isso in museo, su multimediali, in altro traballo, di questo mondo, delle tradizioni musicali e tutto canto. E dunque se mi fa piacere a convidare in su palco il suo professore Marco Luzzu. Marco, saluti a lui. Ha cominciato lui a fare circa e di adesso a traballare, a studiare questo fenomeno di Sarrepentina e dunque tutto questo mondo di gente che non conosceva bene, non scia da canto via da importo questo canto, grazie a questo traballo che ha fatto, ha donato un aiuto umano a tutto questo. E in tutto questo traballo che lui ha fatto, questa pubblicazione che anche divulgava me da tutto questo mondo, adesso canto, sarrelata c'è con Remo e tutto, poi ha sconosciuto alcuni, mi pare, che hanno cominciato a traballare questo mondo. Assolutamente. Intanto, mi sa scusate, se ho gardureso, non mi ha gatto bene con il suo capitaneso, è meglio a chi stiano in italiano. Remo, sì, io ho iniziato a occuparmi di Arrepentina ormai più di 15 anni fa. Non era un momento facile per la Repentina, c'erano 3-4 poeti avanti con l'età, poche gare, sembrava che il ricambio generazionale non ci sarebbe stato. E poi c'è stata un'iniziativa di politiche culturali, di quelle secondo me ben riuscite. Fu un'iniziativa dell'allora provincia del Medio Campidano, che commissionò una ricerca sulla poesia, in parte sulla poesia scritta. Io avevo il compito di coordinare un piccolo gruppo di ricercatori che si occupava invece della poesia improvvisata e eravamo stati in tutti i 28 comuni della provincia e ovviamente in quella ricerca abbiamo incontrato Efisio Caddeo, Remo Ru e tanti altri. C'è stata una fase della ricerca che poi è diventata una prima pubblicazione, poi c'è stata una seconda annualità del progetto che prevedeva gli incontri nelle scuole, coinvolgeva direttamente i poeti, noi andavamo nelle scuole, siamo stati, ricordo, anche qui a San Luri con un sacco di ragazzini delle elementari e delle medie, e Remo e Fisio cantavano, furono iniziative veramente di grande impatto, di grande successo, tant'è che poi questa cosa proseguì con un altro progetto intercomunale, parteciparono Fortei, Segario, Villamara, un altro comune, e quella fu l'occasione per far nascere la prima scuola di un gruppo di giovani che in parte non si conoscevano tra loro, erano appassionati e iniziarono, come dire, a essere formalmente allievi di Remo e Fisio, e quel gruppo di giovani è diventato poi i poeti che oggi stanno sul palco, cioè i componenti dell'associazione Arrepentina e Mutettus, insomma tutti quelli che abbiamo sentito, quelli che sentirete, guidati come maestri in occasioni appunto formali, ufficializzate proprio da Efisio e da Remo. In questa cosa di questa scuola Arrepentina che stette ad importo come t'annavo lui, non so se usa fare proprio con su canale 79 una trasmissione proprio non sciumando ma ti ho già programmata proprio fai biri commenti tra ballantoi e commenti oi si impara a cantare a Sarrepentina che li punti insomma e tecnica e tutto canto che beniti imparare in questa scuola de canto. Ma una cosa che ti voglio domandare poi serrai questa regione Remo Ru, tu hai andato di Issu, di Fisio Caddeo, del Remo Ru, ma che è questa cosa che secondo tu, se dasi ascoltavo con attenzione manna, questa cosa che ha caratterizzato proprio questa carriera del Remo, che è secondo tu?
c'è una caratteristica che intanto è una caratteristica umana di Zio Remo, che è la generosità, che appena hai a che fare con lui ritrovi. Io poi ho continuato a occuparmi di Repentina facendo ricerca anche con Ignazio, e la generosità che tu vedevi per esempio nel modo in cui si poneva con quei ragazzini, e poi nella scuola. Questa era stata una grande, secondo me, caratteristica. E poi il ruolo che ha avuto, già un po' lo accennavate voi, che ha avuto Remo nel portare il mondo della Repentina al di fuori della comunità degli appassionati della Repentina. Questo Remo è stato veramente insuperabile. Ha inciso dischi, ha frequentato le radio a partire dagli anni 70, è stato tanto in televisione, ha fondato e portava la Repentina assieme alle attività del gruppo folk. In questa cosa proprio si è impegnato in maniera straordinaria. E questa sua, diciamo, predilezione per diffondere il più possibile la Repentina si percepiva e si percepisce anche nel suo modo di cantare. Lo stile di Remo è uno stile nel quale, per esempio, l'ironia è una componente fondamentale, nel quale non si cercano architetture formali complesse, ma si cerca la comunicazione diretta, di impatto. Poi Remo ha sempre avuto questa cosa di questo quasi flusso di coscienza, cioè non si capiva da dove vengono fuori questi versi, in un ciclo enorme, continuo, sempre più frenetico, che appassiona tutti. E io questa cosa la vedo ancora oggi. Io insegno all'università a Cagliari e faccio ogni anno al secondo semestre un corso sulla poesia improvvisata, e quindi parlo un po' di canto a motetto longo, di poesia a ottave, e parlo anche di Repentina, e sempre faccio sentire delle Repentine o delle currentine di Zio Remo, e gli studenti continuano ad essere appassionati di questo modo di cantare, che arriva anche a chi non è già esperto, non è appassionato e non ha competenze sulla Repentina. Quindi questi credo siano due grandi meriti che Remo Ru ha avuto e ha ancora oggi. Infatti si scende, si appassiona a me, che sta in Nasio, che ha studiato con tu, si è laureato con tu, e poi non si è mai scostato di questo mondo, sempre si sta appassionato, cerca e studia e tutto canto. Grazie a professori Marco Luzzu, grazie Meda, grazie a Diaderus. Ottavio. Ci arrennescevo su voi a fare una trasmissione proprio tutto a pizza Repentina. Certo, ti lo prometto, avanti dedotto questa gente e dedotto questo che Santa Castiaia ascolta in sa televisione. Poi siamo 2 anni che questa cosa ancora non ci sono arrennesci. Ci devo fare. E poi Rausa sa Repentina a tema libero, questa è una bella cosa. Io non una cosa, dato che questionavo desi scuola, nosu de quando è incominciata a scuola, poi andanti fatto antra in Soristanesu, capofila tra Mazza, ma dotto i vidas de accostau, Narbolia, Baulau, eccetera, eccetera. Ed in Sarasa poi è nasciuto s'assozio a Repentina e Mottetto, su chi ho ad organizzato questa cosa. Non si usa ancora dorrau grazie a noi e tutto, ma devo andare a s'assozio a Repentina e Mottetto, su dizza causa in mouse, poi da augurau su desi chi andi va in medas di questa cosa. E a chi ne presentau, Simone? Noi presentavo a Roberto Murru che ha da cantare una Repentina, dunque noi da ascoltare con piacere Manno, sa cantata da Roberto, Fabrizio Annis, dunque da accompagna da Susonu, e potevo ringraziare Fabrizio, non scelti voi in moi ad accompagnare a Roberto, ma poi si ha posto a disposizione questa cosa tecnica, dunque grazie a Diadero, ci si intenditi, grazie a tu e sul traballo che ha fatto tu e tutto. Torrao grazie a Mattia, Alessandro e Emanuele che punte aggiudenti a Fabrizio e dus fuedus ancora vosinai che simbolicamente oi teneuso a Roberto e Fabrizio che puntisi uno dei cantatori che hanno incominciato con la scuola di Repentina de su chiestionato Marco Luzzu e su suonatori ufficiali della scuola e dunque simbolicamente si è tornato a questo tempo su Zio Remo enzando su Roberto e Fabrizio. Sandu J, Furi, Uba, Brusus,
migliorai. Sa mano essa stessa è qui in sa sinfonia, ma su tempo su passata e seguida camminai. Su merite, su dono e si istruzione dessa maestria, io in gusto palco mi posso presentai, mi posso presentai, mi posso presentai. Sa gente può salutare prima remo che presenti, a salutare sa gente che de Dio raggiungeremo. Saluto prima remo e mensaggio qua dimora. Jeve mude di ora e jeve mude di ora, ma con sa mamma natura non sbaglia de sicura, su persona più dettagliata è sicura e non sbagliata, impressata con coraggio e dettaglia su personaggio, te incantata, incantata, è stata impressata e da ne priorissa, da impressata issa. Con tutto s'amore Deus e priorissa da Deneu, un mano cantadori, de Deu tutto sonori e ti dubo di fantai, mai saprimo nota qui in rima mia. E pudusone tua mi dai de piantonai, in sanduggei di uva gubrusus cania, mai spero oi de dai de piammi li orai. Sa mano fusa stessa e qui in sa sinfonia, ma in su tempo passata e seguida camminai. Su merite, su dono e si istruzione dessa maestria, che io in gusto valco e mi posso presentai. Mi posso presentai, mi posso presentai. Sa gente può salutare e prima remo che presenti, a salutare sa gente che de Dio raggiungeremo, che presenti prima remo mensato qua dimora, e gevemo de di ora e non tu la su gua gua, mensa dimora tua qui insama ma natura, non sbagliate sicura su personaggio dettagliata, è sicura e non sbagliata ed imprassa con coraggio, con sa passione non dilassata ma con coraggio di imprassa e de canzoni in canzoni, non ti lascia sa passione e ironia logo, e non è manco gioco ma Gesia usa volle, quando non raggianti solli e sempre eleganti,
che uno solli raggianti o che profuma che flori con due bellu colori ginda ruide su gelo con due colori bello o su sguarde un bambino quando sorridi del vicino basta amico bello se faccio sa conclusione poi sta troppo lunga e non è giusto da dire e ti ringrazi e coro e tu faccio nei noi a tuoi occhi un remuga presenti de pistai marrago tua candudenia tutte emozioni ma no piano giovune tua che ci da fai e marrago tuoi e come ti sia di noi caigo su scherzo e torrendo mi da fai però se usi sincero e con tante emozioni uno desejo umano esperusivo si daverai debutei essa dori umano campioni del dubbi cui verso su esivo di presentai adesso me e poto tu sabo popolazioni e un onore in mano ante daremo ru e idorra cantai Oh Roberto, non tendi vu sta. Torra in noga di zacao, torra in mouse. Vedi, noi. E uso intendi tutto questa bella emozione che trasmetti in questa cantata. Grazie. Si dai frius una ramito. Fabrizio Annis, grazie su maestro Besonus. Grazie Roberto. Oh, dunque, bella emozionante questa cantata del Roberto e ti torrò grazie. E poi si fa una questionata con Anna Orru. Anna, bei ai noi. Enzando, Sanna, accosta, bei pago prusa in antis. Ma tu penso che babbo tu t'ha raccontato conti ceddo, se te uscivo che babbo tu cantate incominciare a cantare via me da vitticheddo, ad incominciare de vitticheddo a traballare, e ti si conta se pizzo de un commenzo de babbai. Buonasera a tutti. L'emozione è tanta perché ovviamente mio padre è un grande poeta. Arrivando da una famiglia non particolarmente agiata, lui si trovava a lavorare nei campi e già da allora, con ciò che lo circondava e le persone che lavoravano con lui, passava il tempo a cantare in rima al lavoro. Poi, man mano, insomma, passa il tempo e si rese conto che questa era una passione. Quindi, mi dice sempre, 12-13 anni, va in piazza, purtroppo Ignazio mi devi aiutare con i nomi perché in preda all'emozione non ricordo bene, quindi mentre gli altri a 12-13 anni stavano nella piazza a giocare a divertirsi, lui si sedeva di fronte al palco ad ascoltare. Sicuramente i più grandi del tempo, quello che tra l'altro tutti reputiamo uno dei più grandi, che è Peppino Ghiani, ma Vinza ci arrimondi con Mrugia de Sedori, dunque questo fu un tistetto in maestro de babbai tu.
E ovviamente li osservava pensando e sognando un giorno di essere in quel palco, lo dice sempre, ecco, questo è un po'... Poi il racconto più importante dico che è proprio lo dice, lo ripete sempre, nel 1943, quindi questa data mi è rimasta impressa. I ragazzi ai tempi, prima di partire per il servizio di leva, si usava a fare le serenate alle donne, ragion per cui a Cantais Femias. In quell'anno cantò addirittura 73 donne, quindi insomma un pezzo importante. Però se ne prese solo una, giusto? Però di queste se ne prese solo una, mia mamma, che al 1° ottobre di quest'anno sono 61 anni di matrimonio, insomma una tappa importante. Zio Remo, io ho fatto una bella cantata, anzi, stanotte. Poi lui parte militare, quando torna fa un grande passo, arriva in città ormai, no? Arriva a San Luri, con mamma si sposano e da lì zia Chino lo inserisce nel gruppo Marmilla 76, dove lui iniziava a cantare, insomma, a essere inserito nel coro. Quindi piano piano sempre di più le persone lo conoscevano e lui stesso si rendeva conto che questo di cantare in rima era un dono naturale, perché forse ancora non si rendeva conto. Poi man mano, insomma, stando a San Luri, frequentando nuovi ambienti, hanno fondato, grazie ai locali della Proloco, il gruppo polifonico folcloristico di San Luri, grazie al signor, diciamo, direttore della nostra banda musicale, il signor Antonino Pittau, che è qui presente e col cuore davvero una grande persona da ringraziare. E quindi, insomma, da lì poi col gruppo folcloristico ovviamente che si va alle processioni in giro, piazze, quello e l'altro, e sempre di più veniva inserito nel contesto. Al che poi iniziano a fare le prime gare con il signore Fisio Caddeo, e grazie anche a lei della sua presenza e di tutto quello che ha fatto con papà. E quindi le prime gare dove venivano inseriti come dici tu, con i maistus. Quindi io ho vissuto zio Gabrielli Billi, Ezzelino Masili di Guspini, zio Domenichino che non ricordo, di Nuracchi, perfetto, mi sfuggiva, e quindi le prime gare. Poi pian piano, insomma, San Luri nasce la Radio San Lurin, che all'ora di pranzo, quindi quando tutti erano sintonizzati, erano lì che lanciavano le repentine. Quindi sempre più successo. Poi, come già avete detto, Sardegna Canta con Ottavio, che hai ragione, ti ha sempre ringraziato in ogni spettacolo e io presente. Niente, Sardegna Canta, anche su Sardegna 1 qualche trasmissione, e poi incide con il fisarmonicista Gigi Venturino. Ha depositato 4 repentine contenenti nella sua audiocassetta San Repentina, dove, ahimè, mi vanto del pezzo più grosso per la mia nascita, dedicato a me, quindi forse è anche il più famoso, conosciuto, credo. Correggimi se sbaglio. Esatto, è uno dei veramente molto conosciuto, e quindi noi ti conoscevamo anche senza averti mai visto. Anche senza conoscermi, esatto. Niente, al che dire, che comunque lui ha continuato, anche come diceva prima nell'intervento Marco Luzzu, con, insomma, a farsi conoscere anche addirittura nelle scuole, e tuttora aiuta mia figlia nel progetto di lingua sarda che sta facendo a scuola, quindi anche questo è una grande cosa. Aiutami un po' tu. Guarda, secondo me io le farei di azzacca in mano a foti, volta sei stettia brava mera. Ti faccio l'ultima pregunta. Certo. Tu cantas? No, io non canto. Badasa? Mi piace molto, sì, mi piacciono molto le tradizioni sarde e tutto quello che è sardo. Però ti devo fermare, Ignazio, perché ho nominato prima Gigi Venturino, col quale papà ha registrato la sua musicassetta, ma poi da lì devo nominare mio fratello Mimmo, che ovviamente
Per me è maestro d'eccellenza della fisarmonica, quindi anche nel gruppo folk è lui che suona, insomma, è lui che li ha sempre accompagnati, ma la cosa che è molto importante di Mimmo e che mi ha sempre colpito è che se ci fosse papà, signore Fisio, chiunque dei maestus, lui riusciva perfettamente a seguire la loro moda, il loro modo, senza farli andare, insomma, in controtempo. Questa è una cosa che di Mimmo è veramente importante. Ma Babudù narra sempre che chi si accosta da sul fuoco si callenta. E dunque se Mimmo si è callentato bene, accostato del sul fuoco del Zio Remo. Grazie Anna. Grazie a voi, mille, grazie a voi davvero. Grazie Ottavio, grazie. E tu, Ottavio, a chi convidas? Sicuramente, aspetta che sta all'utto, ad arremonare sul gruppo folcloristico, polifonico, tutto canto. Dunque, Alessandro là, bene. Ahí ci si conta, sa. No, senza nuda, bene, c'è tipo una testimonia, un fuetto. Sicuramente sul gruppo folcloristico, sul coro polifonico, tutto canto, ma c'è sempre il Zio Remo e dunque con esso è fatto di avere una cosa, quando magari si rientra sul gruppo poi portasta ai 78 e dunque ci pensi a cantadella, mi pare. Ma compare Remo è la tradizione, lui è stato socio fondatore del gruppo dal 70, ma il 1976 è venuta dopo, Anna. Lui ha iniziato, giusto compare? Ha iniziato con il gruppo folcloristico, che è stato uno dei fondatori, che ha fondato con altri, quindi con Ideneo, certo, e altri. Compare Remo è stato un po' il papà del gruppo, adesso è il nonno, vero compare? Nonno, ma siamo molti nonni. Sì. Oltre che amico, un papà per noi è la tradizione, non è mai mancato, anche quando andava da solo nelle piazze ed era più impegnato, ma col gruppo lui c'era sempre, che ci fosse con la presenza o con lo spirito, lui c'era sempre, con noi c'era sempre e noi siamo sempre stati con lui, sempre, in ogni momento. Bene, però grazie a tu, grazie. Alessandro e tutto sul gruppo folclorico che Sigidi a portare i ballo, i scanto, su tutta la Sardegna. E poi Occanno, Vontivegno a Sant'Efisi a fare questa professione, però poi è stata orrata su altro, non ha cantato su coro, dunque su coro polifonico, non sciuvo itta, ma teniamo un danno, ma mi fa piacere perché ogni anno ci punti sempre, e Sant'Efisi quando torna dal Castello, in piazza su Gramo, ben salutato adesso gruppo su coro polifonico folcloristico dei Seddori. Dunque, se vuoi tornare a cantare, però presenta tu, ti poni il microfono, si organizza. Quando tu vai in Spagna, se devo presento. Fatevo accostare a su palco a Nassio Lasi de Cirras Santa Giusta e Tonio Stara de Savarussa sono, prego, su primo ad cantare o a repentina, invece su secondo Tonio canta da una canzone a cruba con nota dedotto su i due arrosas presenti mensa commedia Sagoia de Pittano de Luiso Matta e dunque pensavo su desi podi fai u pregeia si fa intendi vinza una canzone a cruba che non fai patti dessa categoria nareus dessa famiglia dessa repentina ma nareus che è canzoni longa se canzoni a cruba tenti che tavai con certa rimasa e con certa manera de accappiai i rimasa e dunque sa punti nareus sorrestas dessa repentina questo posi naiga intro dessa socio a repentina e mutetto su c'è finza sa chi canta a canzoni a cruba e canzoni longa sa gravarissa. Nascio, posso dire una cosa? Certo. Secondo me tutto fonti di accordo, perché quando tu stiona delle canzoni a curva non
ipotesi, non pensai a una persona che possa canzoni a curva, non sceti possa poesia di improvvisazione, ma in sa canzoni a curva con Is Duas Rosas, con Sus Biuntus Plilus, tanti canti che ha fatto, e questa voce bella che a me non c'è pruso di Paoletta Dentoni, mi piace ad salutare. Ti torro grazie se vuoi a recordare a Paola, poi dimmi nescidi. Sì, sì. Dunque, da doppio serraia a Vincenzo Cannova, mi pare, sì? poi zona Rissu a... Funta accompagnato su dei son de canna, e dunque a Vincenzo Cannova e la Uneddas. Intanto in commenza da Nassi Ulasi, con due repentina a tema libero, e a seguitura noi dus presentau Sambadusi in moi ad a segui Tonio Stara. Lei sanno 90 e me sanno 90, intendio da canta che me piace comprendio, canta da intendio e con Cesar de repentina. Proprio mensa zona mia, che mi ballirà su doppio, mensa zona mia, proprio che fia posantantoi, ma mensa non 90. Intendi a canta che me piace comprendio, canta da pontendio e con Cesar de repentina, proprio mensa zona mia mi balli da su doppio. Mensa zona mia proprio che via posantantoi, e costo canto in moi, che mi varri che giusto, che canto in moi gusto, parri che mi bio su schemo. Ai ciappugo no terremo, ma devati mi arrici. Da pugo no tu aici, dessa poesia innamorao. Oi ai noi se arrivao, cu stesso mio paragoi. Oi arriva in noi che via cantando con cadeo e dusa pubio su deo. Emozione bella andaccia pubio su deo dusa pu ma imparao sa canzone daccia pu di emozioni. Basta d'amico caro su stessa repentina. Grazie a gusto su Deo da poter piamparai. Entrare gente stima me insanima mia. Menso 2012 a scuola eu de piandai, con ottaggi da pue una buona famiglia, ed eu de in sarasa non giusa pubro sulla sai. Oi con is compagnos e con tutto sa scuderia,
a suo poeta Remo se veni usata festa che sto grande onore che due volte vista mia non mi va rimanco per che se io devo cantare ai ci è fatto e dei gusta vai e giuro vo canta vivi gustosi da giuro vo canta vivi gusto da patramandai oh grazie a Vincenzo con sa bella sinfonia Cago soggi esti buono per accompagnare con i suoni de canna non è facile savare ma me che sa non intendi come ti possa suonare Caso canto mio, dontanata e commentia. Non ha po' di pretendi bruso, adesso che pozzata fai. E noi do serro e un saluto de parte mia a tutti i presenti se aziorremo ad andare ripai. Grazie. Tutta mano mia, tengo tu masa rosas, gentile graziosa, digna de ammirai. Tutto in un ramo, frescasi odorosa, penso solamente che segare. Callindi segai e penso con dolori de pidessi una sabro preferia e una mi incantata e posa rubiori sapere bianca appena coloria e custe vestia a folla de brata satra insamata e dorata de sei mi brivassa lei o burosa fortuna chi Dio brude una di bozza stima chi Dio brude una invidenza impossidenza tu negas a lei troppo rigorosa sia una sola non tu preferenza sapere durata e dolente gelosa si spicca una rosa e sapere sin trista custa maculista e sapere di morir custa si scolori si ti faccio offesa s'attrenza frischesa bene di ammancare
venida a mancare e repentinamente Fogali decido sa sorti mutabili una e civili sapere attraenti un'este eleganti esatta vestiabili giusta vesta amabili esattera e vezzosa giusta e generosa esattera innamorata una gente onorata e su bello candori Satra in sodori chi non perdi mai. Chi non perdi mai vite naturali in questa tua rosa sa profumo e bellezza sape tu borsuna e sapere tu quali da mantengo un coro contro tu vivezza incanto bellezza o gioia o contento ma canto strumento prova questo coro i guardas adoro con amore ardente ma una sola mente ti posso stimare. Mi posso stimare è una solamente de gusta tua rosa chi rengi un giardino però da stimo e inutilmente de da stendi unia sadotta tua sin susino non miro germino, non miro gravello, né prori brubello, nasci di bromei, è giusta sa lei, e dunque da rispetto, vi mantengo affetto che ne da stoccare. Mantengo s'affetto, vai con tu floris, chi de soberano, bontà menidadi, dormiro mi incanto e dici cui dolores, in sappo insiero, verano e stadi. Tutte vanidadi, canto da Samiro, duvanti sospiro e manco un andicoso, quando mi riposo in suo sonno nasavio, cade su coro mio, no santa partà. Non santa parta e vita e naturali in questo flori profumo e bellezza sape tu borsuna e sapere tu quali ascoltimo in coro e con tu vivezza gioia contentezza, oh gioia, oh contento, ma
canto rumento prova questo coro e due d'adoro per inutilmente e da spoditenni e unia sin susino non mi germino non mi gravello né prori bello e esisti di promei è giusta sa lei dunque da rispetto ti mantengo affetto se ne desto Bene, torrao grazie a Nassio che ha cantato a Bella Repentina, a Tonio che ha cantato a friscura questa bella canzone a Cruva dei Due Rosas. Grazie a Vincenzo Cannova che alcuni sono da canna, ci sono accompagnato. Stiamo questionando con Nassio Murru, certo sia da Pragimeda, di Bogaia Pillu, la commedia di Luiso Matta, canonico De Gergei, che ha descritto questa commedia onde a intro c'è questo canto dei Due Rosas, ma mancai si ci arrenesceu su. Ci da più fai, questa commedia è piena di poesia, è piena di forma poetica, su una più bella de Satra, e poi è pragivi come argomento, dunque c'è usa provare a dare poi Anda bene, e noi provavo a fare un'altra cantata, ci provavo con dunque tornavo a Sozio de Sarrepentina e Muttetto, con Alberto Azzori e con Giuseppe Caddeo, che dunque impari a ogni punto. Aspetta che poniamo a posto sul microfono. Lusa accompagna da Elia Zucca de Baulado, Alberto Azzori de Sardara, Giuseppe Caddeo de Segario. E noi anta cantai, o avatti longa, io su provavo a dirsi domandai, poneinci a intro de questa festa de oggi, o avatti de sa gara, gussa undi bei donau su temma, e os altros si da gherraisi a tema contrapposto, come si narra in italiano. E dunque, su tema, chi anta cantai issusu, esti per tocca da s'argomento de oi, dunque sa questione del suddono, della poesia, e usavi i tandanta bogaia forasa. In questa cantata, e usa intendi, sia da repentina, sia currentina, e sia antaduina. Verus? Enzandus. Spereusu intendi una guerra entre poetas, poeta questa è savati brusucciosa dessa gara sarrepentina. A osatrus Alberto Azzori, Pepi Caddeu, Elia Zucca e Sonus. O carugnazio morro, gente attento e fantasia, in questo modo bello che te presentai, ma certo che sicuro va pa fai sabatti mia. Ma prima una cosa è bella e volli fai, posso salutare sa gente e chi noi venia, e il suo primo arremo che non te può scaputare. A su collega Caddeu che parte sa confraria e porta in pubblico a ascoltare
sperando non di pochi se ziusu de corria. Poi tassavati non sta bene un po' celebrai. I mui dona usu a su canto su via. E a proponi gusto da già tu vosi divagai. E a pigai sa pratica da dengiamma mia. Dato che gusto canto e mi sei posto a dove poi vai contenta spera sa bella giuria dei suo pullo sardo amanti o su pozzunai dato che non su posto e uso mi seguia e sto traballo bello che tocca da te d'operai come ta un traballo fatto in sa ferrovia oppure un luogo dei monti e dove si sviluppai ha fatto de sarti una opera vinia cusso dona consolo a chi ascoltava su cantai ma in non anda lungo e cadava su vinia a su manco su collega serbidi poi mi spronai. Grazie. Servidivo mi spronai e servidivo mi spronai. Certo caro collega e gusto pubblico emoziona e is artista puro mega tese emozionai. Cado tu su de goro arremo Deus saludau e con sati su mega use donorai ma certo oga Deus arregioi masai donau cago su uvedo primosida de piunai cancio e su dono vai un artista besau e cano e podotos usati de improvisai no dušiu bonozu su vagu eu pratigau Mado tu vaso infatus eu pogaminai Custe esempio humanos o guisardinias adonau Prova bigi donu diziantai de più donai Certo arremo rumanemus osida negau O e fica deu com isso cade più cantai Ai cinanti miu atrondanta remonau Ei sobrimo babu mancavu pepino ghiai Ecco gusta razza denguia di carrerau Poi su varnaso sardo medan di bode unai Ma se arrepenti a no sta certo su nuestra mancao
Saúdo de Deus, uma da boda acompanhai. Poda acompanhai, poda bodi acompanhai. Albertus é carismático, laga sujo vedo é plástico, é modela su vedo, é plástico sujo vedo. Em poesia, em formas, piano, piano, do domas su bello lento, però o supremo evento ti dona un cadistimo, ma su talento non è primo, che ho di sa pratica. Albertus è carismatico, laga su giovedo è plastico e ci boga su vuedo. Plastico e su giovedo e cada viga sa forma. Chi due viga sei di informa se come impari da ligas. Chi ti informa se ti vigasa, ti alluna in un'altra cosa. Sa poesia diciosa e quando a tu idee si bella. Due talente favela e qui mengui di das brigas. E con me di da liga che sti una visica lei. Chi da liga con me e su essendo due vitio. Naradotto e te chi è viu. Chi se nasce gusa brama tanti allena una mamma. Desi inizia sacca balena udantana i babu e chi tu non sei rivali danti va tu con sulla biali chi stiamo a cantare seria che gusta una commedia giusta da celebrare. Ai cigara amigo già ha fatto su intervento e me pragiuburo su chi dice posto a nai gi è venuto tu su cadene su talento ma chi in cui non sviluppa sana reti e chiò in nai chi tu stai cantando in noi e tanti fatto un intervento finza posso un microfono e può amplificare posso di cantare e rendi ma non se vento si va lento che in sa pratica non puoi camminare. Ma non puoi camminare e non puoi camminare. Peppi ti domando scusa, chi ti invoca sa musa quando a cantare docas. Poi ta sa musa ti invoca senza donai depi. Scusa ti domando Peppi deu che su Olimpo bando Peppi scusa ti domando ya caliva ti di giras no se tu conhece piras
che non se usava li voini cumpiras o tu coi manca i provo a 3 e a calivati di giras ma in gusta bella ti di giras a calivati di domando Beppi scusa poi ti invocas essa musa quando a cantar e docas a voi essa musa invocas non di de cosa escrita ma di invocas e poeta ti donai di Beppi scusa di domando Beppi che a solimpudoiando Beppi scusa di domando e pongiu Deus a povoni pu e deu bando vosso limpo e a calivati giras não se tu cognoni piras que no se usava livoni cumpiras o tu coi domanda sati a Deus e a bolivoi no se usa mas igendo gustati giras e a calivati Donio sudalento balli giras e a pati galli mandi vai de derzinas no da vai sa divina danti voda gualai sa divina no da vai nia costa ueni ainanti no si bongia u condanti e custe chi d'un cruzzo gadeggiai a me su bruzzo e fa Deu su canto desei con su vago strumento chi deneu de talento e ingu sobra tigauso massa base da lavaus Basta da o Beppi gusto esempio divino che in ogni arte duvo Deus agatai nos uva Deu prova com modelos a pontinho mas sabacion e mega de gumbinai pero até isso dono este instinto divino espera uso a nosso bagunda potiudo cai pero aí mais tuzo é banto de gontinho cai suzu don dante de piamostai Danti de piamo stai, Danti de piamo stai, però garugo lega e poi te rannegas, cantando sa repentina, appuntendo in Cina. Dina in tanti spendio e in Cina andappo intendio uomo in molto su dal lento buona idea uno attento si biccano fu digiuno attento buona idea uno oh stimao caro collega ma voi te da rannegas e me gusta repentina chica puntendi in Cina
cantina in tanti spendiu, vicina scesa pu intendiu, che fu un momento opportuno e da di fatto gallincuno, cavo e molto talento. Chi noi stai attento e chi sei un vero artista, Mozart è un musicista che suona su violino, su essendo bambino e che hanno furono babbo, da insegnare su babbo pochi da fatto con affanno. Poi a sera di 10 anni sono deve essere un campione. Studio facendo indioi, pochi deu non da accudio. Fotti facendo uno studio, adesso che prima punao, oh cara amico stimao. Certo che su talento, chi vuole sostendo attento e ti bessi sa canzone, ma sa prima porzione ti dona con affetto e stima, che sa porzione prima e cosa cantata in giudeo, oh carissimo Alberto. Immo da vino cara gente sa cantata, poi sta troppo a lungo non importa da tirare. Scisi te per due una terra scotturata, certo che dalla sacrua frutto non da bocare. Vecchia sa chi da traballa sa frutta e prelibata, bessi bianca ia rubia brece e vai da castigliare. Deus de me a tutto canto a povato cantava, tenia su talento ma fumava ci da bocca. Oppure de su da vidi guarda scultura famata, chi de tutto su mondo andata da visitare, sa cappella Sistina Deis Papa consacrata, cos'è con sa mano mia chi da pude pia pittura. Madonna un su talento sabattito a ringraziata, ma saprate che sa più bella chi so cosa vuoi osservare. Grazie. Jogo pointigade vai, jogo pointigade vai. E pittore violinista, ingegnerio artista, aici dogna mestieri. E artisto ingegneri, ognuno con i suoi sudori, violinista e pittori. Ma chi mi ha una sua chitarra, de un non di buon giubarra, cada lento uno fra congius. E barra non di buon giugano, ten giuba u bonas, e tesora kin di zonas. E pittori violinista, ingegneri o artista, aici dogna mestieri. Violinista, ingegneri, ma dotun su sudori,
sia d'artista de vittori, d'ognuno so fatto somma e con suo sudore somma che miona sua chitarra. De notte in divongio barra ma de talento fra congios. Cadeu barra non divongio e tesora chi di zonas non di dengio ma bonas. Ma chi si con gossa errori a sa vista flora flori besu bonus onadori ma non minaras artista cui donus a sa vista ma artista non di preparas e gosu non minaras castia dui sa sistina fatta sa mão divina e tutto bem adatta. De mão divina fatta não é conto de cristião, divina de fatta é mão. E certo zigendida, no pinto sagresiam vida, gim deu maleno convinto, sagresiam vida no da vinto. Ai ci di nauga Deus ente miola renegai, ma do tu su donu e du den giunno tau. Caindoni artighi eu de più agatai, uma mão superior imada de più formal, uma mão superior e certo cidadão, e que fade o conto de que vai sudinai. Certo che sta ricco a volta da gatau, ma è un dono mano a chiarre nesci dandi vai. A volta chi da gata da manca isia praticau, e in dono vago do depi disperperai. E nessuna cosa, nessuna nessun parau, mas pipia do piti uso masi vai in ti spantai, e certo sai gostos onemo si da cinau, so dono desei vonti bons avogai. Toca ve pisado ina continuaus, e uno do vadeus e ai uno do vadeus e ai. Ai ci continuaus a sa modesta doin. Toca ve pisa batido ada vai. Certo gada fatta dui bella savaia, ed izza convinza in mãos o bolso guia de pionai. Ed eu me invoco, mancai a Santa Maria, che a me tu e certo sa de piagiudai. Pero tu ainda tento de su studi uma doutrina, quises arribar a noi, não importa da specifica. Certo su bello Dom Madonna usa energia,
e non ho fatto manco certo su de pratigai. Se mi fede su roveduga non è una vesseria. Di volta sua batti manna chi se de pia trasformai. E su done Deus usado não che sienda via. Ai c'è doveri buono su pratigai. Ma quando studia sul libro da bella calligrafia, ci da poi sai in tre con che poi da di raccontai. Certo quando viauso studiando sa dottrina e con cada moventi ma non davesi mai. Lo pisigador tu imui a sabati mia. Bisiga gusse sabrati che chi da de più esercitai. Non è che non abbattiamo in cui siamo usati e isa conoscenza derete de piava sai. Però un mese Grecia vuru donanta su via. Solo in piedi mondiali in cui annanta s'allenai. Però vinci fetti a chi esti primo guia. Pochi senza allenamento non due pozza d'arribai. Lo bisiga guardo un muscolo quando dona su via. Con sue potenti a forza de Deus allenai. Custa che una cantata fatta in arrepentia. O de massa sova ma non si vuoi cantare. Barri sono e s'attrugmentana un seguia. E noi di una regione che sta da terminare. Ai ci su collega ma da viga usa via. E patassa serata ma chi possa continuare. Tu vai sabati tua e Deo faccio sabati mia. E su pubblico presenti Deo pozio soddisfai. Deu muisinauga e pago su ghicia. Ma grazie pure remo in noi seu de Pierribai. Gente attenta ragione tu penso pure batti mia. E torna quanto su ne satru a camminare. Grazie a Trusan. Beh, mi sei pragiuso, nareuca su dono, zio Remo, su dono, e sa pratica, si pointi pigai a braccetto e andai a innanti si vette vari, giusto? E tenta a regione dottaduso, però si da sei gherrata bene, bravus Alberto Azzori, Peppi Caddeu ed usata accompagnausu Elia Zucca. Grazie. Oh, dunque, moi aspetta che andiamo a scusto, che non strevidi, moi. Oh. Poi da un uscetti da piccantare. Un uscetti, ma un umano, Un umano? Mica uno di Aici. No è. Aspetta che vai di chiedere sul logo, non di poco gusto. Aspetta, No, voi posa gente da importo umano. Tocca a lichiri sul logo. Che io si aiuto comanda, In moi.
siccome tutti su Merighi, di Fonte Remonente, su maestro umano con Remus, altro maestro, Cadeneus in noi, devo de Mabolli Zerria in su palco. Anzi, prima Zerria a isso. Zerria su chi ad accompagnare, chi ad suonare con isso. Zerria due che ti aspettano. Mi aspettano, poi questo è un amico mio e non dobbiamo di mera, non sapere rari, ma in meta prazza, se casi sono incontrato e ho fatto un meta cosa Sampari e dunque se mi piace in meta a Serriano in suo palco, Mimmo Orru, bene. Mimmo Orru ad suonare con un altro maestro umano, Mannu che è in noi e che sa raccontare cose in poesia, in rima, in repentina. E Deo mi pare che mi tocca da Zerriai a effica Deo su maestro. Da stato tutto su palco per stetti. Mettere in mezzo. E che sto devono un mano, non devono mettere in mezzo. Pago, si metta a... ecco così. Prego. Diceva, signore. Meganai, signori se tu. Che sto devono un mano, devo appena dire mettere in mezzo. Ma c'è usciti che hanno è sattaria. Ma non di attaria, però, non è mano di attaria, ma di conca e di cose. No, ma prima di cantare, poi lo salutai primo con tutto os altros. Una parrai weekend a Ramoia, totus i colleghi del suo canto, che in nave con il nostro, solo con i cantatori formauso, che già con andavo innanzi dei nostri. Sicché saluto a Marco Luzzo, saluto a Ignazio Murru, saluto a Tavio Niedo, canto 8 da dai presentavo videolina, canto 8 presentavo in videolina. Sono maestro dessa poesia sarda. Tu sei un maestro, che l'ha portata innanzi. Saluto tutta questa famiglia del Remo e un bacio da Mimo. Dai Mimo, guarda. Remuse su festeggiao, 40 anni c'è passato e con gioia si affanno, c'è passato 40 anni e con piegas e poias, ma com afanos e joias, não tento mais begas, com poias e piegas, e su barco ganta, passa o fontano 40, mamãe eu mola o sarco, e canta em su barco, e com Maria e com Deus, sarco mai mola o eus, com Isabela repentinha, e com Deus e Maria, marremos e su festejao. 40 anni c'è passato e con gioias e affanos c'è passato 40 anni e con piegas e poias e affanos e gioias. Não tento mais begas, mago, joia e piega, e subaco canta, passa fontano 40, mas deu mola o sarco, e canta em seu barco,
É com Maria e com Deus, o sarco mai mola o Deus. Coisa bela repentina, é com Deus e Maria. Coisa nostra favela, essa repentina bela. E cadê o posta e mostra essa favela nostra, com essa gente escutando nosso voa o cantende, essa denia em continente e com essa nostra mente. Essa terra nostra degna, continente in Sardegna, è secondo sa proposta, Sardegna terra nostra e con sa mente profonda. Essa proposta seconda e gente o fatto cantadas. E piazzas affolladas, fuantate vera razzas, affolladas a piazzas, viva viva i serriendi, e essa gente ascoltendi e i verso nostro dessa mente. E scutendi sa genti e santi dona un lodis, oia tu i don un floris, remu primo de congrui, e flori don a tui, cadde su goru di stimu. Remudego un grui primo cagreido e me mancas, cabruso não me fiancas, e me in su barco in suso, e non me fianca pruso e scide u su boita, basta da gara amigo, da mandi in conclusione, poi tagasa boggi e mega de mancai, crei mia che troppo oi sa commozione, chi a fianco tu sempre sei de più stai. E fiau 40 anni su me inni e me noi, girando sa Sardegna casanti de più invitai, e sporgendo difficili e finza paragoni, e mi da canta e doi via posonani. Fia pitica de due divorzuna i garzoni, oi diventava adulto e fai pregeia da ascoltare, orremus giudidi dubregu a Sant'Antonio, tutto i santo chinoso e de più cantai. Ai suoi soggetti sfazzo è una vocazione, e chissà saluti a Remo e di Fazza Torrai. Grazie a De Verugoro, grazie. Bravo Zefisio, grazie. Eu questionau de dono, su dono de cantai, ma vinza su dono de donai su canto. E dunque a Zefisio, grazie a questo dono e questo regalo. Grazie, ho usato adesso che mi hai salvato. Grazie. Grazie, Zefisio Caddeo.
Naso, te ma voglio fare una cosa, prima di essere in su palco Remo Ru, e ma voglio siccome te questa serata andata in televisione o now in su canale 79, in radio televisione sarda, e dunque sai moi prima di essere Remo in su palco, devo con Massimo Vinna ha preparato una film deddu peticchiette deddu che io ho registrato in domo de Remo Ru in una puntata di artista, sai, ci ho sposto una parecchia cosa che mi fa piacere a si da fare bene. Dunque se poi io su questo filmato e poi serriamo su Remo Ru in su palco. Anda bene. Questo dono della poesia improvvisata sarrepentina, quando è che ti sei accattato de tenni questa possibilità di manna, di improvvisare? Questa è una storia beccia che Deo manco tu potevi comprendere, manco tu potevi immaginare che è risultato aici. Poi devi ciocchedo, Deo, dipendendo da una famiglia meta modesta, mi toccava essere in campagna già sempre con i suoi bestiame. E mi monticello su de votei, che adesso voteresu. Si vede di adesso vengo, si vede tutto spianure che due punti prima allora comune, a trigo, a fa prisuccia scintilla. E prima si usava non come te moi, a che su diserbanti moi. Ah no? Prima Marrai. marranta. E devo cantare, e via zo, con i suoi bestiami, con cantare. Ma da volta si firmante, si accostante a San Marco, si firmante per ascoltare a me. Ma non ti comprendi questa importanza che poteva essere innarendo con qualcosa. Rientra la vita, nessuno si è accattato che devo cantare, che sciria cantare, e manco devo è tutto puro. Poi succede che frate mio, questa classe su 43, quando dobbiamo andare a tirare a leva, hanno Remo, si da scanta le femmine, perché ci fu questa moda di andare a cantare, a fare questa serenata alle femmine. Ma questo che dobbiamo partire sordaus oppure o sanno? Poi esatto pure, poco quanto pure che si è aggregata, dato che noi fossimo cantatori e su fisarmonicista, Ecco. si è aggregata una metà canto questa femmina. E dunque da lui andava in giro a cantare femmine. Entra una notte e ne ha cantato 72. 72? E praticamente hai fatto Vince da Sumengiano, no? Sì, io ho fatto già i Vince da Sumengiano. Ma in senso si usa a mera questa cosa? Poi E ci via di moda, si è andato a cantare femmine pure quando in Cungianta. Dopo in Cungiao su Trigo, per esempio, che fosse questa cosa più importante per il messaggio, che sabida fosse un pruso tesinante messaggio, si è andato a cantare femmine dopo il pranzo, vedendo un bello pranzo, poi sai, che brillo su vino buono. Certo. E a sua notte è andato a cantare femmine. Meno malliga mi parri di seu abituao, che de mestieri faccio e custati de cantai, che su dono de natura de uso mi da donao, e si naracudati devo di poetizzai. Oi ottavioni e due in piazza ma casao, e non aspetta neanche io mi depi cambiai. Vistio e donni a dire mi sei presentao, ma posso pubblico bello oi de ma volli vai. E se
quando te figlio mio caseo accompagnao e su gruppo de sedori dopo che te piva dai de sedori no se tutto e indi de un potao cudo folclori bello di niu de rispettai un folclore bello bello nasciu in Campidano e tocca da noi se tutto a do de pibro pagai a do de pibro pagai a do de pibro pagai si io via saludai con questa bella armonia saludai si io via che saprò bella maniera mi saluto amore vera o io canto d'accordo amore vera saluto canti di denci amori io tutto su folcloria conosco e non conosco io su folclori tutto su bonetto e mi individuo è una rima di ligo che di tengo me da stima e di ligo una rima e in su preciso schemo poi si da cantaremo in questa voce santa poi remo si da cantata con sa rima perfetta te fama de poeta ma chi da d'oro con Brahma de poeta teni fama e noi se uno tenico a su palcoscenico osservo bene sapuva de palcoscenica sova e mi bongia cantai muia storia salutai volita de pu conclui io salutai mui mi do capo differenti io donnia presenti sia sardu o de Bologna io is presenti donnia che me canti ascoltai do so via saludai con sa bella repentia saludai do so via quando faccio su modello che ti faccio peso bello gusto meritato Ottavio su peso fatta i scafi uolinai giusto giusto sacia buona buon musto i vari case bracia a te mosto buono sacia e cae fatto un mestiere è iscritto su paperi candide nei diritto e in su paperi scritto cado dentro in sa memoria mura vera dessa storia ma sa storia vera dessa storia mura vera o sa sagrada fatto passo passo cimbatto e agoi spunto lasso e cimbatto passo passo e si torna saludai a tu sanno da fai con salute e allegria grazie grazie Su poeta improvvisatori tieni tu dono che ti ha regalato mamma natura. Ecco. È un dono proprio. Sì, ma è appunto, Non esiste di quanto mi può succedere questo all'inizio della sua carriera. Sicuramente che cantiamo me da buona essere verità. Non fui contento di avere tutta la volta. E mi pare che mi serviva da studio, mi pare che mi serviva da essere proprio
Ligi Ausu, Ligiu, Ligi. Ti ricorda, sì, Sara, mi ricorda me da queste cose. Sa. Però non fui contento, non fui, e mi fui accattato con due amici giornalisti. E dopo come ti potevi fare poi intraprendi lo studio? Mi ho preparato per mi fare un po' di cultura, perché mi pare che chi tenia un po' di cultura e fosse verità, ma non da tenia sta. E posso dare chi tenia, fu dopo che dotrato, se dopo questi giornalisti, andavo due, o se parlare il Remorru, ma andavo questo tipo. Dopo andavo che ci dava Dio via parlare il Remorru. E sanno, a parlare, non ti puoi stare ancora di studiare. Che tu è un dono naturale che hai, non desideri questo studio. Infatti c'è poeti che non tennero niente studio e funti ancora non di sport ancora oggi. Remorru, che si fa da vent'anni, siete più con sa giacca, sempre certo. eleganti. Ma sa poi su cappello puro, secondo tu? Secondo Secondo me si dove a porri zitto. Su cappello. Benja, zio Remo, passi da questa parte. Benja, andà bene. E saprò più cose. E saprò più cose. E Scioveri fustei. E noi è più accanto di noi. Dunque, secondo Remo, è utente l'opportunità di questo merite ascoltare Sarrepentina, Cristiana Sarrepentina e tutto canto, ma come te ho me da borta adorrai grazie a un poeta manno e dunque a un cantatore, a un amico, a un uomo manno. Remorru. Bene noi. Costa via sul microfono. Posso fare scetti ringraziamento a chi tutto mi offrivo onorai oggi. Perché noi andiamo in carriera e da saponarmi a chi non conosce che andiamo in carriera a fare prime cantate. Ringraziai a Savrolocco, ringraziai a Antonio Novitao che è stato un maestro del suo gruppo. A tutto il suo gruppo che appunto è diventato su figlio mio, mi considero tuo babbo e adesso lo considero figlio. Io devo ringraziare De Coro, l'associazione di Sarrepentina, che si punti però di causa, donare a questo povero beccio un apporto di poesia. Poi un saluto e un augurio e un ringraziamento al paio figlio mio, che cantando sul suo palco è stato accompagnato 32 anni. Arrivai a Saditi oggi, dato che posso questionare pago, un ringraziamento da una figlia mia pure, Anna, che mi ha risparmiato per intervenire dopo questionare che non da finire che mi allunghia e non fai. Penso che si bia che non fai. Grazie a De Coro, a Saprolotto, a suo comune, a assessori e noi possessori, ligio questo squadro fuori che ci arrennesce. Questa qui che ci arrennesce. Per me ci arrennesci. Mentre dire gli occhiali, perché gli occhiali mi zrupano. Nell'anno 61 che siamo arrivati, quando si non fu ancora accettati,
sa pace e s'amore che manti riservavo, che manta cullio, che figlio o che frati. Noi sciu che gusto sia contraccambiato, pozzonai gasesi, tutto gente debondati. Può vincere questo onore che ho in me tributavo. A incisi d'orri Santa Maria dessa pietà, a volta se mi pare di non essere meritato, e mi intendo il suo coro pieno di felicità. Ringrazio a tutti i schifonti presenti, chi presenti seus, su che oggi hai fatto con me a incisi d'orri Deus. Che bello. Grazie. Quando sommi bessi difettavo, d'incruzza finza si giovedo. Non per ringraziavo a Marco Luzzo che andò attento conto de bem a presenziare. A Ottavio Nedo, che ad stimo e come te frati, e a Ignazio Murro, che resta abbastanza prodigato. Che mi discaresce qualcuno, Pedro Nais, emozione superato nel limite. Grazie. Grazie, zio Remo, a parli di noi. Va qua con noi, Remo. In Santo, poi stai moi, dopo fa una cosa bella. Vai. Una cosa bella sempre per voi, Sandoso, Serriausu, is amigos de s'assozio a Repentine Muttettosu, Alberto e Peppi, che a nomini dedottusu, is amigos de s'assozio, diointi l'assai o arregodu. Chi si fa i pregei, Alberto, diligidi i tanti iscritti, e ci d'un tenno intidotus. Uma vida vossa poesia, collegas, docentes e sonadores, possa sempre eterna stima, torrenta grazia, su maestro dessa poesia serpentina, Remo Ru. Sa lingua s'abbrazzata, su chi anai costumata, donendi senso esatto, d'ogni avroris prato, sa terra da profumata e su colori da biazzata. Sedori, su 4 del lampada 2022. E poi ci resta un'altra pure de Dario. Aspetta, Remo, non ti anni. Avete qua con noi, poi sta certo un altro amico umano. Aspetta che ripongo questa carina in noi. Sandro Lai. Sandro, il presidente del sottogruppo folclorico e polifonico dei Seddori, ha preparato un'altra cosa bella per voi, Remo. E questa picciocchetta che ne esti? Camilla. Ah, Camilla, pensato. Camilla, le donne tu, Grazie Camilla. Sandro. Legge Camilla? Sì. Gruppo A Remo Siccio socio fondatore del gruppo con orgoglio e ammirazione per il poeta
è l'amico di una vita. Promossa. Bene. Avete a noi, poi c'è un'altra cosa bella, un altro arregodo, un altro modo, vorrai grazie a Remo Rugustotta e Saprolocco. Sì, c'è su Lauranna Venus, presidente del Saprolocco, eccola qui. Che ha portato un'altra cosa bella, vorrai grazie a Sanremo. A tu il Remo, che sta terra nostra cantavo, ha regalato il suo gusto pensamento, canto su senza età e senza tempo, commento un canto di anninia stati donau, noso in silenzio ascoltavo sul suo canto tu, un canto legio, drucci, delicao, chi vragata de cielo e de sole, sprage d'amore e passione. Una delle prime repentine, Remo, l'ha cantata a mio matrimonio, prima ancora della nascita di Anna, 15-20 giorni prima. Un'amicizia antica, bella. Vicini di casa, oltretutto, quindi ci conosciamo da una vita. Grazie Grazie. E allora, resti ancora qua perché abbiamo... Noi teniamo su suo presidente del Sassozio a Repentine Mutetto, su Giampaolo Nugisi, che non deppi donare nuda, zio Remo, e usa cabao, non deppi donare altra cosa, ma Giampaolo si salutare a nome de Dottus. Buonasera a tutti. Fuedo un dispendo vago, poi se emozioni e manna, mi trementi scampa sa cantendi e questionendi mi pare che è più puro. Però posso dire una cosa a nome di tutto il Sassozio, un impegno umano a realizzare una serata del genere, poi fai sia da organizzatori si vanno a cantare, pare che tocca da tenere forza doppia, se voi sa basca che fate non sa zuda. Ma con tutto gusto sicuramente si prende decoro orgoglio, debi una platea silenziosa e attenta e che stima ancora su canto sardo, cosa che can quota non rauso che si bene di suo dubbio, ma fatto si indimenticato su questo dubbio e potevo suonare che potevo sì che a fare cose con tanto impegno e che devo poi di stata a cansare con qualcosa bella in suo futuro. Un ringraziamento principale lo facevo a zio Remo, doveroso, tutti che hanno collaborato, in primis a suo comune, non voglio ripetere tutto il saluto, ma chi mi tocca da Duvazzo, suo comune che ha collaborato a Saprolocco, tutti i soci su questo socio, i suonatori che hanno partecipato, i che hanno cantato, i che hanno presentato, un grazie a mano Duvazzo sia da Ottavio, poi è sempre su primo in classifica, per questa faina, e noi di tenere su tante stime e spero di poter fare altre cose in pari. Su proprio donare a Ignazio Murru, che è etnomusicologo del riferimento Cosa Nostra, un grande studioso di Serrepentina. Insomma, una cosa che a me da volta è questo che tiene idee brillanti e a noi si tocca da seguire a triballare pure. Ma sono contento su de fai, grazie a Peppe, Alberto, Elia, Alessandro, a Mauro Bandino, Michele Viga, tutto ischiseo, Roberto, Murro, Ignazio, Tonio Stara, tutto canto su. Deu. E altra cosa, non ti posso dire, io grazie a Ziefisi, detto questo, non si è negato, detto, per noi questi stati un babbo, un babbo, come ti zio Remo a tutto. E teniamo ancora questa fortuna de dopo di affiancare sia da cantendi, arrasoendi e battallendi pure. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Paolo. Dunque, siccome noi serramo su questo attopio di oggi e cominciamo con il suono di canna e serramo però con Serrepentina. Dunque, salutiamo a tutti voi altri, tornaisi in platea. Aspetta, se supponi non sciusi è questo sul microfono che da soneni. Remo, da compagno. Bene, questa avanti.
No. Finita questa trasmissione? No, non ancora. Poi la stavo ultimo, su collega del suo coro, 40 anni su pari su questo palco. Diciamo grazie con tutto il suo coro. Buon saluto di te, tu e la famiglia tua. Efisio. Aspetta, una cosa, Efisio, bene no, che la gente tiene gana di Zaccaimanu torra vodui, ci pensi si impari. Ecco qua, Efisio Caddeo e Remo Ru. Impari du poeta Mannus. Toccai, vi caisi a braczetto. Dunque, Mimmo usa ribauso a pago, se usa ribauso e se usa cabendi, questa tovi, questa bella serata, questa bella trasmissione, in modo per essere all'incuno, che si accompagna da poserrai, questa bella vesta che ho fatto por Remo, ma è una vesta prodotto sul mondo. Podotus. Finza savogussu che oggi non ci punti stettius e quando desamostai in televisione antate su gozo e su pregede desi gozai appunto questa vesta. Ma tu i bragi adesti? Nara saberità. No, è come te me piace, me piace a me da questa serata, se ho diadero contento di essere partecipato con tu, Deus avettata de mera, ci siamo arrennesciuso e di adesso è una cosa che mi va preso umano, dunque grazie a tutti. Ma in noi, su canto a Sarrepentina, poi ti serravo con su canto, poi si salutavo dopo, poi ti ringraziavo a tutti, manca scetti in noi, Mimmo, che sti in noi pronto con su sono cosa sua, e Alberto Azzori. Alberto Azzori dispetta sa cantata finale de saluto. Grazie. Non si intende. Grazie. Santa Navusa, mamma de Santa Maria, ai ci sabri mota mati un tendiu cantai. Santa Navusa, mamma de Santa Maria, ai ci sabri mota mati un tendiu cantai. E sa seconda voce tu la via, ma ci nascesti ma s'amora su cantai, ma oi de certo vagos non credia che a su santo nostro sa serrada se da vai. E canto una rima a mo' de Sant'Igoria, cago in sa correntina, agosto manta in carrerai. Tu ita innovata mai noi sa poesia, casa mo' de Remo, moi agosto mausanai. E su draggia se la sai, e su draggia se la sai, ma su draggia se la sai, poi affronta su viaggio, ma se la sai su draggio e in sa metrica chi conta, poi su viaggio d'affronta. Poi su viaggio d'affronta con il suo stile sa dialettica, ma su chi conta de metrica, ma generose umili
e in su chi conta dei stili. Questo si impara a Sorremo, che tu conosci su schemmo e de cantai notte roscis. De cantai notte rosci che su schemmo tu conosci e questo si tu imparas, poi giusto su vuedo. Poi su vuedo giusto remo se d'un para costo Casantana vossa mamma de Santa Maria. Ai ci sabri morta ma di un tendio cantai. E sa segunda voz Santo Lorenzo via. Aí c'è che muove ma so deseja cantai. E hoy de certo ma seguro no credia. Sa cerrada che santo nostro mata bodi noi cantai. Ed è una canto amo de santigoria. Cago in sa correntina, agosto manta in carrerai. Se tu ighiasi no fau e sa nostra poesia. E a sa mode remo ma agosto ma usanai. Ma su draggiasi la sai, pochi affronta su viaggio. E poi la sai su draggio e sa metrica chi conta. Su viaggio pochi da fronte con esempio di dialettica. E chi conta sa metrica con esempio di remo, ma tu conosci su schema. De cantai nota roscica sus che mudu conosci de naras antigo de costum para di esempio quando su giustus in nara remo gustus in naras. Poi su vuedo giusto remus idum para custuga descendo bichoquedo. E breve e pascendo, ma devi ciò che dosendo. Fa di sta canto de sei, ma pascendi da breveis. E spantum di già di sta canto de sei, fa di sta. E di già sti spanto fadendo de sei su canto. E breve e pascendo ma canto de sei fadendo e totuno fu discritto. Artista vo diritto di dene usa sa vista. Po diritto artista doppio petto e a capello. Cadu canta su muteto a capede doppio petto. Con i suoi stili proprio a capede petto doppio. Preciso su vedo ma doppio pete capedo. E generoso e umili. Custa su du proprio stili ed una noi un gusto ca e su stili proprio gusto. Basta da gara argentino da bozza lunghi hai. Poi ta longa voi bessi sa cantata. Ma oi de su canto indise orgoglioso. E un ringraziamento vettivo Deo donai. E a sa famiglia che oggi è pinicata. Certo un danti dentro tutto sopra giù e gozo. Ma non ci fu altro che tu podi onorai.
Pro de 300 garas aí surdas cantadas. E donia vida das petanta vitioso. E in donia vida da petanta che diccioso. Commenti Ottavio e da te piunai. E me in settori ha fatto una gambarada. Ma de su folclori du de peusa remonai. De sa repentina narausa. De sa repentina narau famiglia allargata. Caso donus maestiste più generoso. E una battigetta nosso muse de piado cai. A efica de compangia estimada. E suburu oi marido capriccioso. Che 40 anni de balcuma de pinti celebrai. E Moisi la sua tu gusta serada. Che noi sargenti da tento me da gozo. E ai ci ringrazio ma su ghisa potio giai. Grazie, un onore essere questa serata, grazie. Grazie a Grazie, tutti, Alberto. di Aderuso, grazie ad Alberto, a Mimmo. Grazie a Mimmo. E grazie a tutto su pubblico. A tutto su grazie. A Donau di Aderuso in porto, a questa serata, con questa presenza, con la carriera di bene in mano, giocando Zerbia, da dunque a Diadero. Grazie a tutto vosatrus. Si bieuso in su canale 79, torrao sapere questa bella festa che ho fatto oggi, poi Remo Ru, ha prodotto sul mondo della poesia improvvisata, della repentina, e dunque grazie a Diaderos, grazie a Sassozio che ha voluto fare questa bella festa. Grazie a Ottavio, grazie a tu che hai accompagnato in questa festa e ci teniamo a te e a tu che dare questo ruolo. E devo pure dare grazie a tutti, non mi stento, non scetti, quando c'è su dono, sa cosa bella esti a tu donai. Dunque, se spero, desiderai a topiai, poi cosa sa bella, sa commente gusta de costumeri, andi vai a travolta con saluti. A travolta. Remuse su festeggiao, 40 anni che passao, e con gioia si affanno, c'è passao 40 anni, e con piegas e poias, ma com afanos e joias, não eu tento mais begas, com poias e piegas, e su barco ganta, ganta, passa o fontano.